E noi siamo a disposizione, quindi anche nel caso, ci sia l'intenzione da parte di Gian Antonio D'Arè di fare una sua proposta, noi chiaramente siamo assolutamente a disposizione di chiunque voglia mettersi a servizio di una proposta che debba essere però condivisa e coerente coi valori del centrosinistra. Il Partito Democratico apre a Gian Antonio D'Arè e lo fa per le prossime comunali di Vittorio Veneto, dove la spaccatura tra Lega e il suo storico esponente rischia di mettere notevolmente in crisi tutto il centrodestra. E il PD l'ha subito intuito. Mentre gli altri, litigano, discutono, sul niente, perché ancora non è ben chiaro il motivo per cui si sono andati d'accordo fino a poco fa nelle amministrazioni dei comuni, adesso devono litigare, quindi per questioni essenzialmente romane, noi invece ci presentiamo uniti, cercando invece di fare il bene delle nostre comunità. Un mantra che il segretario provinciale replica in un'altra piazza dove la Lega non ricandiderà l'attuale sindaco. A Quinto di Treviso, così come in tantissimi altri comuni dove stiamo assistendo a una spaccatura profonda tra il centrodestra, è chiaro che noi faremo la nostra parte. Noi stiamo già lavorando con la preparazione delle liste. Più importante, diciamo così, il programma o più importante la persona, soprattutto in questi comuni? Ma sono importanti entrambe le cose, nel senso che la persona chiaramente deve essere la migliore interprete di una proposta politica seria. E qui alcuni nomi sono già stati individuati come Floriana Casellato. A Macerata sul Piave, Floriana ha deciso di ritornare in campo, siamo assolutamente contenti di questa sua scelta, consideriamo la sua candidatura una candidatura di altissimo livello, di grande spessore, tant'è vero che noi consideriamo insomma Macerata un comune di quelli che potrebbero essere, come dire, tornare al centrosinistra. Noi intanto cerchiamo senz'altro di confermarci laddove stiamo amministrando bene da anni, penso innanzitutto a Preganziol, però attenzione anche ad altri comuni di quelli sopra i 15.000 abitanti. Mi viene in mente Mogliano Veneto, dove abbiamo come candidato un giovane, Giacomo Nilandi, segretario del Circolo, che ha messo in piedi una bellissima campagna di mobilitazione coi cittadini, fatta per i cittadini. Come a Paese, dove invece abbiamo deciso di sostenere una candidata civica che viene dal mondo delle associazioni sportive, Giuliana Donati, una persona dignitosissima che si è messa a disposizione della sua comunità. Noi la sosteniamo convintamente e crediamo che questa sia una soluzione che possa effettivamente dimostrare quelli che sono stati i limiti dell'amministrazione di centrodestra di Katia Uberti. Servono delle visioni chiare, di lungo periodo, serve la politica e su questo appunto il Partito Democratico sta lavorando per creare dei programmi, delle proposte che siano proposte serie, concrete, che vadano nel vissuto quotidiano delle persone e cerchiamo naturalmente, e le stiamo trovando, persone che siano in condizione di interpretare al meglio queste proposte.